Buongiorno a tutti, purtroppo non posso essere lì con voi a Venezia, ma vi porgo il mio saluto. Sono Antonio Lampis, il direttore generale musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e mando il mio saluto qui da Roma. Sono molto contento che la Regione Veneto e il Polo Museale del Veneto discutano e approfondiscono la tematica dell'avvio del Sistema Nazionale dei Musei. Noi stiamo anche lavorando a testa bassa su questo progetto, che è forse il più importante progetto della riforma dei musei e che consentirà appunto, a prescindere dalla proprietà statale, regionale, comunale, diocesana, privata, di mettere a rete i più di 5.000 musei italiani con un impatto sicuramente unico in Europa e al mondo di efficacia del ruolo sociale dei musei che appunto dall'essere messi in rete traggono forza, linfa vitale, scambio di buone pratiche, percorsi di formazione congiunti e quanto possibile simili, maggiore visibilità rispetto a nuovi pubblici che attraverso la piattaforma che stiamo realizzando con Agid saranno appunto invitati ad esplorare musei simili o musei completamente diversi attraverso appunto l'utilizzo dei metadati sarà fattibile, insomma, una molto migliore profilazione del pubblico. In questo periodo stiamo lavorando molto sul tema della sicurezza dei musei, sul tema dell'accessibilità e sul tema soprattutto del rinnovo del racconto museale. I nostri musei troppo spesso ancora hanno un quadro appeso alla parete con una didascalia di scarsa comprensione e proprio in questi giorni ho rilasciato delle linee guida per approfondire un percorso verso un racconto museale più efficace, soprattutto verso le nuove generazioni. Essere messi a sistema significa che nel momento in cui 10-15 musei raggiungano percorsi di eccellenza in una di questi ambiti, c'è immediatamente la possibilità per tutti di conoscere i risultati e di approfittare del benchmarking e di crescere insieme. Tutto il sistema di accreditamento che le regioni stanno comunicando, quasi tutte le regioni hanno scelto tra l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto 113 del 2018 e quindi hanno inviato la loro lista dei musei per l'accreditamento. Tutti i percorsi di accreditamento sono percorsi di crescita e coloro che non, con questi livelli minimi così avanzati che insieme a regioni, comuni e enti locali hanno realizzato non riusciranno ad avere per ora un sufficiente punteggio per l'accreditamento, resteranno comunque collegati al sistema nazionale dei musei, traendone buona parte dei benefici sui quali ancora stiamo discutendo per farli crescere e quindi realizzando veramente questa idea che essere messi in rete, essere messi al sistema è un percorso di crescita. Credo che così riusciamo a dare anche una maggiore sostanza a questo boom di frequenza dei musei e un boom di incassi in questi anni che non si è mai verificato, sono entità di crescita veramente altissime e che anche vanno oltre ogni più ottimistica previsione in questi ultimi 4 anni e con i sistemi e con i livelli di qualità e con la messa a sistema, diciamo, l'impatto anche in termini di PIL che i musei danno alla nazione diventerà un impatto molto forte, molto più forte di quello che è già molto sensibile e molto vicino a livelli assolutamente significativi, vicino a rami economici molto importanti. E con questo piccolo messaggio vi auguro buon lavoro in questa giornata di approfondimento del Sistema Nazionale dei Musei.